Buonasera a tutti ragazzi, sempre notizie un po' particolari, comunque sempre stavolta il Vaticano avrebbe mandato una sonda spaziale per la ricerca del famoso pianeta X, Nibiru, come lo vogliamo chiamare noi, quindi Nibiru, pianeta X, comunque ha mandato una sonda spaziale, diciamo, nel sistema solare alla ricerca di questo famoso pianeta. Anche se, sebbene la religione cattolica sia teoricamente, giustamente, crede che Dio abbia creato l'uomo, l'essere umano, però forse nel suo profondo non crede neanche che sia esattamente così. Cioè, che cosa spinge l'interesse della Santa Sede, diciamo, a studiare anche le stelle, l'astrologia, lo spazio, così come l'esistenza, diciamo, della vita extraterrestre oppure degli antenati dei famosi pagani, quindi non so perché, ma comunque l'ha fatto. In effetti ha fatto un programma spaziale segreto che è stato costruito all'interno dell'Area 51, quindi anche se è tutta di competenza dello Stato Vaticano, quindi la NASA in effetti non c'entra nulla con loro, ha solo assemblato questo oggetto, quindi però tutti i file e tutte le cose arrivano direttamente all'osservatorio, quello là proprio del Vaticano, quindi non c'è nulla, diciamo, che arrivi alla NASA, quindi arriva direttamente purtroppo, diciamo, al Vaticano. Quindi questa missione l'hanno chiamato Secretum Omega del Vaticano, quindi è un progetto altamente segreto che diciamo che neanche gli Stati Uniti non entrano in questo, diciamo, in questa fase di assemblaggio diciamo, di quello che succede, di quello che trovano, quindi solo loro comandano questa navicella, quindi diciamo che le prime informazioni sono addirittura del 1995, quindi alla ricerca di questo famoso pianeta X, Nibiru, che nella Bibbia, nel libro della Rivelazione, c'è scritto che diciamo cadrà un grosso meteorite sulla Terra, anche se qua non si parla di un meteorite, qua si parla di un pianeta, quindi è un po' diversa la situazione. Quindi diciamo che il Vaticano, pur credendo in Dio, diciamo in Gesù, manda, anzi spende miliardi di euro per la ricerca della vita extraterrestre. Quindi, come ho sempre detto, negli ultimi anni ha aperto anche diciamo, un telescopio che si chiama Lucifer, che studia la vita, diciamo, extraterrestre, quindi esobiologia, che sarebbe la ricerca di forme aliene nello spazio, quindi forme di natura extraterrestre. Quindi la domanda è sempre la stessa: se crede che è stato Dio a creare tutto questo qua, non capisco il perché di fare questa ricerca, di mandare sonde nello spazio. Cioè, se credi che è stato Dio, quindi non credi negli alieni, quindi davvero, come sempre dico io, un casino, perché o credi in Dio o credi, non lo so, poi vuoi cercare l'extraterrestre, puoi vedere la vita al di fuori dello spazio e spende milioni di euro, ragazzi, qua per fare una sonda spaziale, questa qui, e per il telescopio quello là Lucifer, che poi è gestito pure dai gesuiti, in effetti, quindi dall'ordine di Papa Francesco, in effetti. Quindi sarebbe tutto un... non lo so che parola usare. Quindi diciamo che questo Secretum Omega è una cosa che hanno fatto segretamente nello Stato, cioè del Vaticano, quindi è una cosa che neanche la NASA sa. In effetti la NASA l'ha aiutato solo ad assemblare, a fare questa sonda spaziale per compito del Vaticano, però se ne occupa il Vaticano stesso, diciamo, di che cosa ha trovato, di che cosa ha fotografato, di che cosa ci sta là fuori, quindi loro hanno solo assemblato diciamo, questa sonda che è stata portata nello spazio da un velivolo militare super segreto, l'Aurora, che è un tipo di aereo che può lasciare l'atmosfera terrestre e viaggiare nello spazio. Quindi il veicolo spaziale super segreto
è stato Aurora è stato usato per la missione Secretum Omega, quindi è andata nello spazio senza neanche passare per la NASA, come ho detto io. Quindi il progetto è altamente segreto, non si conoscono che cosa hanno trovato, che cosa hanno visto, come sempre. Neanche la NASA stessa lo sa, figuratevi, figurati se lo sappiamo noi o lo sapremmo noi. Quindi, come sempre, ragazzi, misteri su misteri. Ci sentiamo al prossimo video e alla prossima cosa strana, come la chiamo io, perché qui ogni giorno che passano escono sempre più notizie strane, come le chiamo io. Vabbè, che dal Vaticano non è che mi aspettassi molto di più, quindi per me, anzi, questa è una cosa normalissima proprio. Vabbè, ragazzi, buona serata e ci sentiamo più tardi.